Las cidules o cidulines sono qui a Cercivento preparate dai giovani che le ricavano da tronchi di faggio come se affettassero salame. Il faggio è più indicato perché tiene a lungo l'incandescenza. Ogni paese della Carnia ha un luogo consuetudinario, opportuno per il lancio delle rotelle. È solitamente un breve ripiano sulle erte pendici di un monte che abbia sotto uno strapiombo oppure un fiume in cui far precipitare le rotelle infuocate. I cidulars, come sono detti, possono essere la classe coscritta o i membri in genere della Juventus locale. I cidulars di Cercivento preparano un bel fuoco sul plan des cidules e da lì, ogni sera dopo l'imbrunire, da San Giovanni a San Pietro e Paolo, lanciano le loro comete ardenti. Il loro sistema per il lancio non è proprio ortodosso, come vedremo in altro paese. Essi infatti trovano più comodo legare le rotelle ad una col fil di ferro, che serve da presa. Faranno arroventare la rotellina, indi prenderanno lo slancio e lo getteranno nel vuoto, procurando di ottenere una traiettoria parabolica il più ampia possibile. Un tempo il lancio era accompagnato da spari o magari anche da scampanii. Il primo lancio viene dedicato al santo. Cidule e cidulinutte, cavati in onore a San Giovanni e i cavati! Il secondo all'autorità. Che stabiele! Cidule e cidulinutte, cavati in onore al reverendo Don Giovanni Molinari e Don Giovanni Pitt e i cavati! Storia, capro! Il terzo ai giovani, poi si gridano i nomi accoppiati di un giovane e di una ragazza. Cavati, a tutti i giorni del paese! E cavati! Bene, bene, bene! Che se biele! Cidule! E cidulinutte! Cavati in onor! Di che innamorate giovine, la catti! E che Dio la mantegni! In longevite e in grande santità, con soci arzovi, furio innamorato, e cavati! Come? Vai. Che biele! Cidule! E cidulinutte! Cavadino! Adiché innamorare giovine! La Renata di Pasquale! E che Dio la mantegni! In lunge e lungissime vite! In grande sanità! Con soci arzovi! Cesare innamorato! E i cavani! Non ho mai di no, no, un momento, dire, pronto. Dai, La formula è pressappoco così. Eccola, 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 questa bella, cidule, cidulinute, che vada in onore di quella giovane innamorata. Giovine, la Silva! E che Dio la mantenga!
e che Dio la mantenga in lunga, lunghissima vita, in grande salute, col suo caro giovane. E che vada! C'è roba flappe. Un'altra, via. Via. Oh, preferisci via. Belle! Cassa viale! Cinule! Cinule notte! Cavalli no! Amichene morale giovine! La Daria di Dario! E che Dio la mantegni! In lunge! E lunghissime vite! E in grande sanità! Purtroppo giovani, ortensia del vostro innamorato! E cavalli! Le grida augurali echeggiano nella vallata, seguite dalla scia luminosa, mentre la popolazione presta orecchio curiosa e le ragazze stanno ansiose per timore di essere dimenticate. La Maria di Battiste! E che Dio la mantegni! In lunge e lunghissime vite e in grande sanità! Con Sottier Giovin, il sergente da Pontego innamorato! E i Il buio della notte è percorso ripetutamente da queste meteore di luce, come nella notte lontana dei tempi. È uno spettacolo ricco di misteriosi richiami, di strane suggestioni, anche se non ha più la carica magica di riti religiosi antichissimi, ma è ridotto ormai a festa spettacolare, che tuttavia ci ricorda gli antichi significati. La data richiama i due culmini solstiziali. Gli accoppiamenti simbolici sono un auspicio di fertilità, mentre i fuochi, come i raggi del sole, devono sollecitare e purificare la terra madre. No! Siamo ora sviluppato! Il lancio delle rotelle si è perpetuato nelle Alpi Carniche, mentre sui monti delle Giulie è conservato preferibilmente il fuoco in forma di falò. Nel paese di Niva, però, in Varresia, ci sono entrambe le tradizioni. Qui infatti, nella notte di San Pietro, si lanciano le cidule da un alto poggio dietro la chiesa, giù verso il torrente Resia. La forma delle cidole è qui quella tradizionale, un trapezio molto schiacciato, a base quadrata, con un buco nel mezzo per infilarvi un bastone. Pare che si facessero anche cidole a forma stellare. Anche il lancio avviene secondo le buone regole tradizionali. Si infila il bastone
in una cidola che si pone sul fuoco ad arroventare. Quindi si ruota il bastone attorno alla persona, oppure alto sopra la testa, finché la rotella raggiunge il massimo splendore. Indi, con una mossa da giocatore di golf, si dà un colpo secco ad uno spigolo della cidule, ad un piano inclinato appositamente preparato con un asse. Il colpo deve raggiungere il duplice scopo: svincolare il bastone del lanciatore e dare al legno incandescente il massimo abbrivo. Le cidole, meglio riuscite, appaiono come anelli luminosi. Danilo! Se la prassi del lancio è qui più perfettamente osservata, manca però a Niva tutto quel corredo di cerimonialità che ricorda l'antica sacralità della tradizione. Il lancio non è accompagnato da nessun grido e non è neppure effettuato, almeno oggi, soltanto da giovani maschi. Così si riduce quasi ad un gioco, ad una gara di abilità. Bravo! Nelle Contemporaneamente, sull'altro versante, la montagna bruna nella notte è tutta punteggiata dai fuochi dei falò che ammiccano misteriosi. Fra le tradizioni sopravviventi, dunque, una delle più antiche è senz'altro quella dei fuochi solstiziali. Il suo perdurare ci fa comprendere come dovesse essere radicata nell'animo dell'uomo e come dovesse essere ampiamente praticata nei secoli andati. Benché tale rito magico protettivo all'origine venga oggi ripetuto in epoche varie e preferibilmente per la festa del patrono, anticamente esso si celebrava solo alle epoche solstiziali. Quali paure, quali speranze, quale fede conducevano i nostri antichi padri a compiere queste cerimonie solenni e selvagge? Forse del tutto non lo sapremo mai. Patrino tasa che te salge, io la slavi ma sedam tintal cosio plare salge tra la la. E ciurciuvin di sole, ciurciuvin di so, di sole dan la sole, di sole dan ilops, 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 ilops. Il lotte dallo pari e dolce cambia so.